Buon pomeriggio, bentrovati, come sempre ci ritroviamo a lunedì per Anteprima Corner, facciamo il bilancio di quello che è stato un fine settimana certamente amaro per le formazioni di Serie C di Lega Pro, mentre invece sorride il Palermo in Serie B che ha ottenuto e centrato una bella vittoria in trasferta sul campo del Bari. Per parlare di Catania, come sempre in studio con me c'è Alessandro Vagliasindi. Buongiorno, bentrovati. Allora Alessandro, fra poco parleremo di Catania, cercheremo di capire che cosa è successo, questo blackout, da che cosa è stato o sarebbe stato originato, ma intanto proviamo a inquadrare la giornata andando a vedere, anche con il supporto della grafica, quelli che sono poi i risultati maturati in questo weekend. Spiccano soprattutto alcuni risultati, Alessandro, certamente la vittoria in trasferta del Benevento sull'Atalanta Under 23, per come è arrivata anche questa vittoria con il Benevento che era sotto. C'è da segnalare anche chiaramente la sconfitta del Catania contro il Sorrento, campo neutro, altra partita un po' strana, e poi insomma, la Salernitana che non riesce in qualche modo a venire fuori da questo torpore. Le altre due siciliane, il Trapani ha perso in casa con l'Altamura, e il Siracusa incappa nella quarta sconfitta consecutiva, stavolta ha perso con il Crotone. La classifica che viene fuori dopo 24 giornate vede in testa adesso il Benevento con 54 punti, quindi più 3 sul Catania, ferma a 51, la Salernitana a 46, a 40 c'è il Cosenza, a 39 la Casertana, poi 37 Crotone e Monopoli, a 35 punti il Cerignola, a 30 Casarano e Altamura, a Potenza 29, Sorrento 27, l'Atalanta Under 23, il Latina a 26 punti, il Trapani a 25, nonostante la sconfitta resta fuori dalla zona play out. Ricordiamo che il Trapani ha una penalizzazione pesantissima, 8 più 7 fanno 15 punti di penalizzazione, oggi sul campo avrebbe 40 punti, quindi sarebbe accanto al Cosenza, la Cavese e il Picerno a 23, il Foggia a 22, Siracusa penultimo con 21 punti, il Giuliano che è fanalino di coda a 18. Allora veniamo al Catania. È una brutta sconfitta quella della squadra di Toscano contro il Sorrento, e dire la partita si era messa subito sulla giusta strada, cioè il vantaggio, il gol dopo 6 minuti, poi si è spenta la luce, hanno staccato la spina, deconcentrazione. Angelo, io mi sento di dire che questa è stata la più brutta prestazione in trasferta della gestione Toscano, in assoluto, dall'anno scorso, lo scorso campionato a oggi. Non mi ricordo una non prestazione come quella vista sabato. Ci dobbiamo interrogare innanzitutto sulla preparazione mentale della gara, perché è inconcepibile che questa squadra a un certo punto sia uscita dalla partita e non c'è più rientrata. È bastato un evento avverso, quello che stiamo vedendo al momento nelle immagini degli highlights, questo gol che ha totalmente messo fuori partita il Catania, mentalmente. E quindi questo è un aspetto che cura in primis lo staff tecnico, cura in primis l'allenatore. Evidentemente questa partita non è stata preparata da questo punto di vista nel modo ottimale. Alessandro, ti interrompo solo per evidenziare, poi lo faremo meglio stasera durante corner, certamente. Però in occasione del primo gol che l'abbiamo appena visto ci sono troppi errori. Errori non solo dei singoli, è una sequenza di errori, ma di reparto, però io direi anche di reparti. Sicuramente sì, ma ci dobbiamo anche interrogare su alcune scelte di formazione, perché abbiamo parlato della fase difensiva, venivamo da una partita interna col Cosenza dove abbiamo elogiato senza mezzi termini la prestazione dei tre centrali, Allegretto, Miceli, Celli. Non abbiamo capito perché ieri questo pacchetto di difensori è stato, sabato, questo pacchetto di difensori è stato modificato adattando un giocatore come Carnielutti, che è stato acquistato per contendere a Miceli il ruolo di Di Gennaro. Cioè sostanzialmente le valutazioni tecniche che ha fatto la dirigenza sono queste. Quindi o mantieni Allegretto oppure c'è Ierardi, magari non hai 90 minuti, puoi fare staffetta, lo fai iniziare e poi magari lo avvicendi, ma aver messo Carneglutti da quel lato
con un esterno come Raimo che non giocava da tanto tempo, che è stato utilizzato al posto dello squalificato Casasola, ha creato un collasso della catena di destra aggravato dalla prestazione molto negativa di Corbari. Cioè da quel lato il Sorrento è rientrato in partita, ha messo la freccia e poi il Catania è rientrato in quel loop mentale che abbiamo purtroppo constatato in tante altre trasferte, perché è come se dopo il fatto negativo questa squadra non ha più le idee chiare, la lucidità. Cioè accusi il colpo, per utilizzare il termine pugilistico, resti sulle gambe. Resti sulle gambe, in considerazione anche del fatto che siccome questa squadra non ha un gioco in verticale, un gioco diciamo con dei automatismi codificati, vedi il Benevento ieri sotto 3-1 nel secondo tempo ha chiuso nella propria metà campo l'Atalanta e grazie al suo gioco, grazie a un pensiero appunto molto ben evidente in quella che è l'espressione offensiva del Benevento, ha ribaltato la partita. Il Catania da questo punto di vista non è il Benevento e lo abbiamo più volte verificato, ha delle grandi individualità, però non bastano per venire a capo di una situazione di svantaggio che era assolutamente rimediabile. Ricordiamoci che il Sorrento è passato in vantaggio, che era il 26esimo del primo tempo, quindi il Catania aveva un tempo e mezzo per pareggiare, per passare in vantaggio e per fare anche altri gol, se avesse avuto degli argomenti spendibili in questa partita. Purtroppo il leitmotiv delle trasferte torna d'attualità, perché magari la vittoria di Monopoli aveva un po' offuscato in positivo questo trend negativo del Catania in trasferta, perché poi il Catania a Monopoli aveva sofferto, aveva rischiato di subire il 2-1, poi ne è venuto a capo con le individualità. Quella vittoria in qualche modo aveva un po' allontanato il problema, che è tornato invece prepotentemente a galla contro il Sorrento. Stiamo parlando di 12 trasferte del Catania in questa stagione, con 6 gare dove il Catania ha offerto prestazioni molto negative. Quindi è evidente che c'è un fatto oggettivo che non è stato risolto. Vediamo adesso l'intervista di Domenico Toscano, le sue parole, e poi parleremo non del top ma del flop del match. Di top non ce n'è certamente. Assolutamente, vediamo. Ho fatto una partita dove siamo andati in ritardo su tutte le scelte, sia quando non avevamo la palla che quando avevamo la palla. Siamo riusciti a essere lucidi dopo che siamo andati sotto, a rimanere sereni e tranquilli e avere la consapevolezza che la partita la potevi rimettere in piedi. La reazione che questa squadra l'ha avuta soprattutto a Monopoli o nelle altre gare. Ripeto, lunedì ci metteremo lì e la analizzeremo attentamente, perché da qui alla fine queste partite bisogna eliminarle. E ci dispiace per i tifosi, veramente, perché erano in tanti e devono essere una spinta per noi. Oggi non hanno avvertito, la squadra non ha avvertito questa spinta, che ce l'hanno data per 90 minuti, incitandoci fino alla fine. Abbiamo subito 2 gol evitabilissimi dove ci sono degli errori grossolani che la nostra squadra non ha mai commesso. Ci dispiace perché abbiamo fatto una brutta partita, però bisogna essere positivi, perché ancora ci sono 14 partite, essere fiduciosi. Il nostro percorso fuori casa non è quello di una squadra di vertice, la dobbiamo invertire in tutti i modi, da qui alla fine del campionato, se vogliamo rimanere attaccati al primo posto. Come invertirlo? Come ci deve pensare chiaramente. Però se tu, arrivati a febbraio, non hai ancora sei trascinato questo problema e non lo hai risolto, mi interrogo su quali possono essere le soluzioni per risolverlo. Vediamo nel flop del match, Alessandro? Sì, il flop del match è un giocatore che contro il Cosenza avevamo elogiato senza se e senza ma che sabato ha incappato in una giornataccia. Stiamo parlando di Mirko Miceli, avete sott'occhio la scheda, un centrale di grande esperienza che ha perso totalmente
il contatto con la partita già dalle prime battute. Ma Alessandro, adesso considerate il fatto che Michele aveva fatto bene, come hai detto tu, con il Cosenza, e questo fatto che, anziché avere come punto di riferimento Allegretto, ha avuto Carnellutti, ha potuto incidere in quelli che erano alcuni punti di riferimento che il giocatore aveva fatto suoi, diciamo, per la partita precedente. Ma senza dubbio, Angelo. Cioè, tu contro il Sorrento hai giocato con 2/3 di difesa composta da nuovi giocatori, e questo chiaramente in fatto di automatismi, di letture, di sguardi. Ci aggiungiamo qui che a destra, nella catena di destra, mancava Casasola, che dà una grossa mano anche in fase difensiva. A maggior ragione non è il momento di fare esperimenti. Non sarebbe stato, diciamo, opportuno. Mantieni quel pacchetto o tutto al più, metti Gherardi, se proprio non sei convinto che Allegretto possa fare bene, e non capisco il motivo, perché Allegretto sempre in quella posizione, braccetto di destra, sì, lui è mancino, però quando è stato in emergenza contro il Crotone, ricordo, in casa, ha fatto sempre bene quando è stato chiamato in causa. Quindi vabbè, non credi che sia la partita di Allegretto, metti Gherardi. Carneglutti lo esponi ovviamente a una brutta figura, e esponi a una brutta figura anche Miceli, perché per effetto domino lui, che ovviamente è il direttore della linea difensiva, ovviamente va in default, anche col rischio di venire espulso, perché ha avuto un duello rusticano con il centravanti del Sorrento, e devo dire che se l'è cavata, perché il rischio di lasciare il Catania in 10 c'era assolutamente. Allora Alessandro, approfondiremo questo, altri temi, parleremo della chiusura del mercato. Si chiude alle 20, c'è a Milano Ivano Pastore, stasera a mercato chiuso faremo un consuntivo. Benissimo, grazie Alessandro. Grazie a voi, a più tardi. Questa finestra sul Catania. Noi ci fermiamo, fra poco torniamo, andiamo a Palermo, stavolta per la Serie B, e poi ci occuperemo anche di Trapani e Siracusa. Tutto questo fra poco. Bentornati a Corner. Allora ripartiamo, come abbiamo annunciato, con la Serie B. Finalmente c'è stato l'acuto in trasferta per la formazione di Inzaghi, che ha vinto in maniera piuttosto netta sul campo del Bari. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio a tutti. Sì, dicevo, finalmente c'è stato questo acuto, si aspettava una prova anche in trasferta rispetto a quello che ha fatto vedere in casa del Palermo. Sì, mancava la vittoria in trasferta, perché il Palermo c'era andato vicino anche in occasione delle precedenti gare, a Modena, ad Avellino, a Mantova, anzi tra Avellino e Mantova era riuscito, insomma, a farsi recuperare proprio nei minuti finali, a Modena il gol annullato. Invece a Bari c'è stata una prestazione assolutamente convincente, una prestazione di una squadra che vuole arrivare fino in fondo, una squadra che quindi ha dato un segno forte al campionato, ha ruggito, anche se comunque Palermo continua ad avere una media importante, perché l'abbiamo detto anche la scorsa settimana, la squadra rosanero non perde da 10 gare e ha fatto 6 vittorie e 4 pareggi, è una squadra che corre molto, in un lato probabilmente sarebbe tra il primo e il secondo posto, ha la sfortuna però di avere nello stesso torneo formazioni come il Monza, il Venezia e il Frosinone, che non perdono quasi mai, e quando non perdono pareggiano tantissimo, come il Frosinone. Stiamo vedendo la classifica. Il Venezia. Sì, lo stiamo vedendo, impressionante il Venezia, ma io lo dico, insomma, ormai da diversi mesi. Venezia è la squadra più forte del campionato e sicuramente andrà in Serie A. Probabilmente già entro aprile il Venezia avrà quasi la certezza di andare in Serie A. E Palermo, se vuole davvero provare a giocarsi una chance per la promozione diretta, intanto deve mantenere questo trend, queste vittorie pesanti. Ovviamente deve sperare che appunto Monza, Frosinone, Venezia rallentino un po' il loro passo, perché stanno correndo troppo, e ovviamente il Palermo fa quel che può, anche perché comunque l'ho detto più volte, la squadra sta giocando un ottimo campionato, e te ne rendi conto anche se rivediamo la classifica, dal distacco con la quinta, ovvero il Modena, già sono 7 punti di vantaggio, quindi probabilmente questi punti di vantaggio potrebbero anche aumentare nelle prossime giornate, anche perché il Palermo sabato giocherà contro l'Empoli, una gara portata della formazione di Inzaghi, però
sei sempre lì, sei al quarto posto come lo eri la scorsa settimana. Sì, no, dico, la tua riflessione è corretta, ma a riguardare la classifica, adesso voglio far notare, e tu evidentemente lo hai fatto prima di me, certamente, davanti al Palermo ci sono squadre che l'anno scorso anno giocavano in Serie A, il Monza è retrocesso, il Venezia è retrocesso, quindi diciamo che la variabile è rappresentata dal Frosinone, però per il resto il Palermo ha squadre che erano già strutturate l'anno passato in Serie A, squadre che hanno fatto il loro campionato, sono retrocesse, ma hanno uno zoccolo duro importante. Sì, sì, tu il Venezia, il Monza, poi tra l'altro Angelo quando retrocedi dalla Serie A alla Serie B prendi anche il paracadute che magari ti permette anche di fare degli acquisti importanti, il Monza ha preso Hernani, ha preso Mimmo Caso, ha preso Trone che è un giocatore che comunque nel Parma qualche scampolo di gara in Serie A lo giocava, il Venezia ha fatto un mercato importante e soprattutto ha mantenuto tutta l'ossatura della squadra che poi è retrocessa alla Serie B negli ultimi 40 minuti della Serie A, anche perché il Venezia se la stava giocando anche per mantenere la categoria senza poi Ampalo, quindi devi giocartela sperando ovviamente magari anche che il None, che poi una squadra così attrezzata per il possibile salto di categoria, possa rallentare. Mercato, posso dare delle ultimissime, visto che siamo Marco, il mercato ormai a poche ore dal gong? Lo facciamo fra un istante perché vorrei sentire prima le parole di Inzaghi e così chiudiamo magari il capitolo, diciamo, partita, poi ci tuffiamo sul mercato e ovviamente anche su quella che sarà la prossima partita del Palermo. Sentiamo per 60 secondi Inzaghi. Anche le altre trasferte le avevamo fatte bene, poi il risultato non ci aveva premiato, però io, come sapete, ero molto tranquillo perché insomma, sono 10 partite che vedo una squadra seria, tosta. Questa è la strada giusta, non montiamoci la testa, sarà difficile, dobbiamo inseguire, però stiamo creando qualcosa che sarà duraturo nel tempo e questo in Serie B è molto importante. Abbiamo fatto una parità seria, diamo continuità ai nostri risultati, non abbiamo preso gol, i nostri giovani continuano a crescere perché oggi voglio veramente pensare a Peda, Ranocchia, Basic, Pierozzi, sono molto contento di come è entrato Gyasi, dopo l'infortunio ricomincio a vedere il giocatore che speravamo, per cui ci sono tante note positive e sono molto contento di questo. Tutto merito di questa squadra, di come lavorano gli attaccanti, i centrocampisti, perché poi oltre ad avere una grande difesa è tutta la squadra che si sacrifica, lotta, pressa, per cui sono molto contento. Al di là dei 10 risultati noi dobbiamo dare continuità. Adesso sabato torniamo davanti al nostro pubblico, abbiamo fatto 2 trasferte importanti, 4 punti su 2 campi comunque complicati per la Serie B e adesso sabato speriamo ci sia lo stadio pieno e che ci trascini a un'altra vittoria. Bene, allora queste sono le parole di Inzaghi che ci proiettano già al prossimo impegno, però prima facciamo la parentesi mercato perché mi pare che in giornata, anzi a breve, ci potrebbe essere qualche novità in casa Palermo, anche perché il tempo scade alle 20 di stasera. Sì, Diachite è ufficiale alla Juve Stabia, è già passato in prestito alla Juve Stabia, quindi si libera tra l'altro un altro slot over per il Palermo, arriverà Jonsen, il giocatore ormai è stato questo, mancano soltanto gli ultimi dettagli, insomma arriverà l'ufficialità a breve, quindi Jonsen dalla Cremonese, ieri tra l'altro ha salutato anche il pubblico giocando gli ultimi 2 minuti di Cremonese Inter, probabile anche l'arrivo di un laterale, di un esterno, si sta definendo per Rui Modesto dell'Udinese, non trova molto spazio nella formazione friulana, potrebbe essere lui insomma a sostituire Diachite. Il Palermo non dovrebbe fare altro, quindi Jonsen, che è comunque un giocatore di qualità che andrà a irrobustire il reparto offensivo della Palermo, poi sicuramente Rui Modesto se non succede qualcosa da qui alle 8, mentre Diachite è ufficiale alla Juve Stabia. Poi attenzione, tutto è possibile, ma non credo che ci siano altri colpi in canna da parte del DS Osti. 60 secondi e forse anche meno per parlare del prossimo impegno. Palermo-Empoli, come dicevo poc'anzi, è una partita ampiamente alla portata, però c'è un fattore, il fattore D,
Il fattore D lo sai qual è, Angelo? Il fattore Dionisi, allenatore dell'Empoli, che non si è lasciato benissimo con la piazza e probabilmente insomma venderebbe anche una parte del suo corpo forse per vincere al Barbera. Staremo a vedere. Il Palermo comunque ha le carte per battere un Empoli che ho visto anche all'Opera nell'ultima gara di campionato. È una squadra assolutamente poco attrezzata per stare nella parte sinistra della classifica. Davvero strano, perché l'Empoli l'anno scorso giocava in Serie A e invece quest'anno sta davvero arrancando e soprattutto non riesce a inanellare una serie di risultati utili. Quindi insomma una partita ampiamente alla portata del Palermo, però attenzione perché in B tutto è possibile, non dovrebbero esserci tantissimi cambi di formazione, probabile che possa esserci quindi già convocato, anzi sicuramente tra i convocati ci sarà Jonsen, vedremo se Inzaghi lo schiererà dal primo minuto. Ne dubito, perché comunque insomma nelle gerarchie dell'allenatore in questo momento ci sono altre scelte, però sicuramente se il Palermo ha preso Jonsen lo ha preso per farlo giocare e non per lasciarlo in panchina. Grazie Marco, ci ritroviamo la prossima settimana con Anteprima Corner, mentre invece ci racconterai del prossimo impegno di Palermo-Empoli durante i nostri telegiornali. Ci fermiamo e poi andremo a Trapani e a Siracusa. Allora, siamo di nuovo insieme per Anteprima Corner, la domenica nera delle siciliane di C, quella appena trascorso, comunque il fine settimana nero, perché il Catania ha perso di sabato e poi le altre due sconfitte sono arrivate alla domenica. Andiamo a Trapani per Franco Camarasana. Buon pomeriggio Franco, e vedo anche... Buon pomeriggio, anche, sì. Da Trapani. Una un attimo Franco, vedo collegato anche Marco Petrolito da Siracusa. Diamo il buon pomeriggio anche a lui. Più che sulla partita, Franco, io mi soffermerei su altri dati, sul fatto che magari questa squadra, nonostante tutte le difficoltà in campo, ci mette l'anima, mette anche, getta il cuore oltre l'ostacolo, come dice anche il vice allenatore Mirko Spataro, però diciamo ieri non è arrivato il risultato e quindi pesano in qualche modo. Sì, no, dico, pesano le difficoltà. Intanto è meritata, perché anche lo stesso a fine partita, anche lo stesso Davis Mangia ha detto chiaramente il Trapani avrebbe meritato quantomeno un pari. Fra l'altro 9 calci d'angolo a 1, un rigore negato, un arbitro che prima ha convalidato al 41esimo della ripresa il gol di Kirwan e poi dopo una revisione lo ha annullato per un fallo a centrocampo, più che un fallo, un contrasto, un normale fallo di gioco a centrocampo. Ripeto, ha annullato un gol che a tutti è sembrato assolutamente regolare, ma io mi soffermerei sul fatto che è stata una sconfitta, fra l'altro la prima di questa stagione del Trapani al provinciale, molto pesante. Sabato ti dico che a Trapani erano in molti a sperare in una vittoria del Catania. Questo avrebbe consentito al Trapani di lasciarsi alle spalle il Sorrento, che invece ha scavalcato il Trapani, si è portato a quota 27, il Trapani è rimasto a quota 25 e fra l'altro alle sue spalle hanno fatto punti sia la Cavese che ha pareggiato e sia il Picerno che addirittura ha vinto. Adesso si trovano 2 punti sotto al Trapani, 23 punti. Il Trapani, ripeto, peccato perché di occasioni ne ha avute tante, soprattutto verso la fine della partita, ed è stato bravissimo a negare il gol al Trapani anche il nuovo portiere dell'Altamura, che è Fabrizio Lastra, che tra l'altro è un trapanese puro sangue e quindi ha iniziato i primi passi proprio a Trapani. Franco, prima di andare avanti, sentiamo cosa ha detto Spataro nel post gara e poi ci proiettiamo a quella che è la situazione mercato, chiaramente. Perfetto. Abbiamo 2 minuti, ti dico subito. Intanto sentiamo Spataro. Sì. Siamo una furia, perché la partita credo che l'ha fatta solamente il Trapani. Abbiamo concesso solamente 2 ripartenze, di cui una hanno fatto gol. Sapevamo che loro erano bravi in questo. Credo che abbiamo creato non so quante occasioni da gol. Credo pure, mi dispiace dirlo, che forse ci stava un calcio di rigore per noi, come ancora adesso io non ho capito perché annullate il gol.
esprimo i miei complimenti al gruppo perché ancora una volta si sono dimostrati all'altezza della situazione, hanno dato tutto e sono andati oltre l'ostacolo. Allora, brevemente, che cosa ci dobbiamo aspettare in queste ultime ore di calciomercato per il Trapani? Intanto l'ultima notizia proprio di poco fa, il Trapani ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante Riccardo Forte, classe 99, giocava nel Carpi, però è di proprietà del Campobasso, dal quale l'ha avuto in prestito, e poi penso nel primo pomeriggio dovrebbe ufficializzare anche l'arrivo del difensore Gabriele Morilli e del Foggia, ma non saranno secondo me soltanto queste le novità, perché ci sono giocatori in partenza. Credo che finora siano stati 12 gli arrivi e 12 i partenti, ma saranno di più, ripeto, perché in questo pomeriggio, entro stasera, sicuramente ci saranno altre novità. In partenza sarebbero Kirwan, è uno dei giocatori più forti della squadra, del vecchio organico, ma ci sarebbe anche interessamento di squadre importanti per Galeotti, Benedetti e qualche altro. Ieri dei nuovi ne sono stati utilizzati 7, e anche se qualcuno è arrivato venerdì sera addirittura, ieri si sono comportati abbastanza bene, soprattutto sul piano dell'impegno. Bisogna vedere di qua la partita di sabato con Catania cosa Ronica riuscirà a fare per inserire questi nuovi giocatori in quelli che sono gli schemi consueti del Trapani. Vedremo. Grazie Franco, buon lavoro allora, e intanto andiamo da Marco Petrolito, quarta sconfitta consecutiva purtroppo per il Siracusa, che adesso è ripiombato davvero in pienissima bagarre, retrocessione, penultima in classifica. Sì, buon pomeriggio Angelo, una sconfitta molto netta, non solo nel risultato, quella che è stata subita ieri sera al Simone del Siracusa, con la squadra azzurra che è tornata a vivere un momento difficile, che vede ancora una volta il suo condottiero Marco Turati dover svolgere un lavoro molto duro, non da poco, per di più in un tempo ristretto, dato che sotto certi punti di vista lo smembramento della rosa ieri si è sentita non poco la mancanza di giocatori come Ba e Parigini, tanto per citarne qualcuno. Ha rimesso in luce quelle che erano le lacune di inizio stagione, con diversi giocatori adattati in ruoli non loro e ancora non perfettamente a loro agio negli schemi e nel gioco del modulo degli azzurri. La gara col Crotone tuttavia era iniziata bene, si erano visti dei segnali positivi con la quinta rete stagionale in campionato, la sesta considerando anche la Coppa Italia di Gianluca Contini, uno dei migliori in campo tra le file della formazione retusea, ma la forza dei rossoblù con il passare dei minuti, la classe dei giocatori calabresi ha prevalso, e alla fine, dopo le ormai consuete disattenzioni che hanno portato al gol del pari e a quello del sorpasso a fine primo tempo, nella ripresa la formazione di Longo è riuscita agevolmente a controllare, andando in rete anche per la terza volta e portando a casa una vittoria su cui stavolta per i Leoni c'è davvero poco da recriminare. Per quanto riguarda il mercato, anche qui ci sono tante novità. Dopo l'addio di Frisenna oggi dovrebbero arrivare almeno altri 2 giocatori, si parla di un centrocampista, di un centrale difensivo che andrà a sostituire il partente Sciapola. Proprio in queste ore il presidente Ricci è a Milano insieme al dirigente retuseo Alessandro Guglielmino per provare a chiudere qualche trattativa in entrata, mentre nel frattempo la squadra tornerà praticamente subito ad allenarsi qui alle mie spalle, lo farà tutti i giorni della settimana, l'ho detto anche Turati, per favorire proprio l'inserimento dei nuovi arrivati. È stato buono a tal proposito l'esordio di Capomaggio e di Gesù che hanno giocato nel secondo tempo, e per preparare le trasferte molto insidiose di Potenza e di Cosenza. A seguire poi ci sarà il derby con il Catania, partite molto difficili dalle quali se non dovesse arrivare nessun punto la situazione si complicherebbe per i Leoni, diventerebbe molto pericolosa. Dunque un'atmosfera che non è delle migliori. Il tecnico ieri molto deluso a fine gara. Sentiamolo il tecnico. Marco, sentiamo uno straccio dell'intervista di Turati. Cosa che ci sta mancando nelle ultime settimane. Chiaramente siamo un gruppo da ricostruire, chiaramente siamo come se fossimo all'inizio dell'anno. Noi ora abbiamo comunque tolto tantissimi calciatori, ne abbiamo messi di nuovi. Sapete com'è che penso io, è difficilissimo mettere in campo tanti calciatori nuovi tutti insieme. Qualcuno ha fatto solo 1 o 2 allenamenti con noi, quindi chiaramente bisogna anche capire cos'è Siracusa in questo momento, cos'è l'ambiente Siracusa. Bisogna sicuramente costruire quella parte di gruppo fondamentale alla quale poi ci si aggrappa nei momenti di difficoltà della partita. E allora Turati in qualche modo sta lanciando un appello alla dirigenza per far arrivare nuovi giocatori, ma a questo punto bisogna anche di tempo per fare diventare squadra
una squadra che era riuscita a diventare squadra ma che è stata smantellata. Sì, dicevo poc'anzi che appunto pur essendo visibilmente deluso, Turati comunque ha dimostrato con le parole, lo farà anche con i fatti, di crederci ancora. Naturalmente ecco, quella squadra che a dicembre sembrava poter far male a tutti, che aveva battuto e dominato, possiamo dirlo, anche con formazioni di rango come Salernitana e Trapani, al momento ecco, sembra essere svanita. Soprattutto nella mentalità, nell'aggressività. Probabilmente sarà anche questo il compito dell'allenatore, quello di lavorare non solo sugli schemi, non solo sulla tattica, ma anche sugli aspetti psicologici che conteranno non poco in un momento della stagione determinante, perché non dimentichiamo che a fine mese arriverà anche la penalizzazione e qualora il Siracusa dovesse arrivarci in questa situazione di classifica, le cose si complicherebbero ulteriormente, Angelo. Grazie anche a Marco Petrolito da Siracusa, ci ritroviamo anche con grazie a te. Lunedì prossimo per Anteprima Corner e intanto vi ricordo che noi invece saremo ancora qui alle 20:45 per Corner, la versione estesa, ci occuperemo per un'ora e mezzo del Catania, analizzeremo la sconfitta contro il Sorrento e ci proietteremo anche chiaramente sul calciomercato, visto che stasera ci sarà la chiusura, c'è la chiusura e quindi faremo il bilancio del calciomercato in casa Catania e poi vedremo quali altre novità ci riserveranno le prossime ore. È tutto davvero, grazie per averci seguito, vi lascio ai programmi della rete.